Ragazzi, buongiorno! Stanchi della classica frittata di spaghetto. Oggi facciamo una bella frittata che calamari tagliati sottili come un spaghetto, parmigiano, uova, basilica, ventaglio. Guardate che nemmeno prima mangiava da ciuscià, olio e sale. Amuci. Le nostre 5 uova, ora mettiamo un po' di parmigiano quanto basta, un po' di sale sempre quanto basta, vedete? Lo facciamo scendere come a neve e battiamo. Tanto bello, guardate. Vedete? Basilico sempre quanto basta, vedete, giriamo e poi aggiungiamo i nostri calamari detti spaghetti. A posto troppo rotosine e facciamo scendere i calamari a cascata. Guardate qua, spaghetti di calamari a cascata, guardate qua, tanto bello, eh? E giriamo sempre, vedete, giriamo tanto bello e poi li passiamo dentro la padella antiaderente come facessi la frittata di spaghetti. Sto facendo i calamari. Poi vi faccio vedere la novità. Un po' d'olio, quanto basta, basta che la padella è inumidita d'olio a tutte le parti. Fuoco lento, non fuoco alto, se no si brucia tutto. Ragazzi, olio bello caldo, li mettiamo dentro. Guardate qua. Un po' con la forchetta, vedete, mettiamo tutto sistemato, già così quanto è bello, guardate qua. Ragazzi, prima di girarle, dopo 2-3 minuti, prendiamo il nostro pannello, come chiamate voi? Facciamo il pamblè sopra, facciamo seccare l'uova sopra, perché? Perché una volta fatta così, quando la andiamo a girare, la giriamo unita, hai capito? Composta bene, perché è troppo molla. Se voi la fate direttamente a girare, magari tutte cose, invece facendo così, l'uovo lo facciamo seccare un pochettino, guardate qua. Vedete? Ho fatto questo passaggio con il flambé, la giriamo un piatto sopra, bello unito, vedete, 1, 2 e 3, guardate qua che bellezza. E sotto per non farla attaccare, vedete? Ok? E la mettiamo, la versiamo piano piano, guardate. Okay. Vedete? Sempre fuoco lento. Il nostro capolavoro come cuoce piano piano, lentamente, guardate che spettatela. Adesso vi do un consiglio per farla asciugare bene: 40 secondi dentro al microonde. Stati 40 secondi, la mettiamo dentro e la facciamo asciugare. Del via, ok. Ok. La frittata è pronta, mo ma porta a casa, ma mangia a casa me. Amuci. Ragazzi, me l'ha gestipata per sera, si vede, no? Sto ancora chi ne sono, ma ho dormito oggi. Però, mo, malla credi, Nemmeno talmente che a due i cani nemmeno stanno a luccare quando pure loro. Però, un piezzo troppo ci faccio assaggiare. Fagli vedere, vai. Guarda qua, che bellezza. Guarda qua. Mamma mia, ma assaggiamo. Guarda qua, è bella. Ma che bellezza, mamma mia, che sapore. Però, ma lo si fucchetta e si tutto il anno su sta vita come si mangia. A così, a cufanile. Mamma mia. E che dura. Vi do un bacio, ci vediamo alla prossima puntata.